Su Nuragi, il Polo Museale Casa Zapata e Centro Culturale Giovanni Lilliu fanno parte del patrimonio culturale sardo, ma anche internazionale. Tra i siti UNESCO nasce una collaborazione naturale. A Barumini è giunta una delegazione del complesso storico museale di Niasvic. Per il Polo Culturale di Barumini il 2019 è certamente l'anno dei record, con circa 140.000 ingressi soltanto nel 2019, ma c'è un altro sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità nel 2005 che vanta numeri straordinari. Quello bielorusso del complesso storico museale di Niasvic, che con 400.000 visitatori annuali rappresenta uno dei più importanti siti culturali e turistici. Una delegazione composta dai massimi esponenti della struttura museale bielorussa è stata guidata nella visita alla Reggia dal console onorario bielorusso Giuseppe Carboni e dal professor Giorgio Pellegrini, storico dell'arte che coordina un importante programma culturale sardo-bielorusso che vede la partnership proprio del complesso storico museale di Niasvic. Con loro anche Salvatore Bellisai, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Barumini, Sistema Cultura, e del direttore Giorgio Murru. La delegazione è voluta venire personalmente a rendersi conto di questo bellissimo nostro antico monumento ed è rimasta, come tutti, non si può fare a meno di esserlo, profondamente impressionata sia dal nuraghe sia da questo splendido contesto culturale che si completa con la Casa Zapata, che direi è uno spazio di cui tutti noi sardi dobbiamo essere orgogliosi, perché, mi permetto di dirlo, forse è l'unico in Sardegna veramente a un livello europeo, che riesce ad offrire sia il senso profondo dell'archeologia del luogo, sia anche una dimensione spettacolare all'altezza dei tempi. La visita della delegazione bielorussa rappresenta il primo contatto diretto fra enti gestori di siti patrimonio dell'umanità dei due territori ed è finalizzato a consentire agli specialisti bielorussi di conoscere da vicino l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione Barumini, in un'ottica di scambio di buone prassi e arricchimento professionale, con l'obiettivo inoltre di studiare future collaborazioni e intese fra i due enti che consentano un reciproco potenziamento delle politiche di marketing e presenza nei mercati internazionali.